Ecco, buonasera, diamo il nostro saluto in benvenuto ai microfoni di Radio Gamma 5 ad Antonio Porto, segretario nazionale del sindacato OSA di Polizia. Buonasera Antonio, come va? Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Bene, va bene, tutto bene. Ecco, noi abbiamo letto il suo comunicato che ha fatto per la festa del 2 giugno, che il sindacato OSA, il sindacato di polizia, ha fatto per il 2 giugno. È un comunicato forte, se vogliamo, in cui si critica aspramente questa Repubblica. E abbiamo visto anche una situazione di un sindaco del Alto Atesino che in qualche modo ha deposto, si è levato subito la fascia tricolore. Ecco, cosa sta succedendo, Antonio, in questo paese? Sta succedendo che i nostri cittadini cominciano ad essere stanchi e come anche chi appartiene oggi alle forze dell'ordine inizia a stancarsi, perché non dimentichiamo che come primi noi siamo figli del popolo, quindi viviamo le stesse difficoltà, forse anche un po' più accentuate, perché a volte siamo messi in posizione molto, molto scomoda, perché facciamo un po' la parte, insomma, dei carnefici, come ci veniamo etichettati ultimamente. Cioè voi poliziotti siete messi in questa condizione anche se non volete esserlo, ci stai dicendo? Ma diciamo che la posizione, tu sai che OSA nasce per un motivo ben preciso. Dapprima, nel 2021, nasce l'associazione OSA Italia, che è Operatori di Sicurezza Associati, per contrastare un po' tutte quelle normative liberticide durante la pandemia, perché non si riusciva tramite le vie istituzionali, insomma, a difendere i diritti fondamentali dell'essere umano praticamente. Successivamente vi è stata la necessità, per tutelare la categoria, della nascita, insomma, del sindacato. Infatti potete notare il comunicato a doppia firma sia dell'associazione e sia del sindacato OSA. E diciamo che li vediamo anche a volte nella gestione dell'ordine pubblico, che si potrebbe, insomma, gestire in modo diverso. Noi come sindacato abbiamo chiesto più volte la revisione un po' della gestione dei servizi di ordine pubblico, perché poi lì chi va a confrontarsi, insomma, con i manifestanti non è sicuramente le istituzioni di governo, ma sono i miei colleghi, e più di qualche volta per regolamentare un po' la manifestazione che prende una strada sbagliata si è costretti poi all'uso della forza. E diciamo che noi a volte dispiace anche commentare determinati episodi. Certo, ma il ragionamento che diciamo noi è questo. Intanto, che cosa dite voi in questo comunicato? Perché noi forse dovremmo essere chiavi. Che cosa dite, cosa dici tu, cosa dite voi come sindacato, come associazione OSA in questo comunicato relativo alla festa del 2 giugno della Repubblica? Noi praticamente riteniamo di non dover festeggiare, quindi praticamente, vista l'attuale situazione italiana, dove abbiamo comunque evidenziato, a nostro parere, su cosa si fonda la Repubblica Italiana. La Repubblica Democratica è fondata sul lavoro, in cui la sovranità appartiene al popolo, ma soprattutto che ripudia la guerra. E in quest'ultimo periodo vediamo che le guerre vengono alimentate con la cessione di armi, cosa che noi che siamo proprio del lavoro, che siamo persone comunque armate, conosciamo praticamente i danni che con le armi non
non si può sicuramente raggiungere una pace. Cioè, la cosa, noi assistiamo, Antonio, noi assistiamo veramente a una cosa, un assurdo proprio, un assurdo logico, per cui abbiamo praticamente, noi abbiamo gli stati stessi che inneggiano alla guerra, che vogliono comprare le armi contro i loro cittadini, contro il volere. In questi stati dove si è arroccato dei gruppi di potere, dei partiti, diciamo così, anche delle holding, cioè delle persone, delle società che fanno affari e fanno affari con la violenza, con la morte, con le armi. Questo è veramente assurdo. Quindi la vostra azione, che è un'azione forte, se volete, perché voi siete forze dell'ordine eccetera, in questo caso è, secondo me, più che legittima e è tutelata anche dalla legge in questo caso. Sì, diciamo che noi in questo comunicato è stato anche un invito sia alla popolazione e sia a tante associazioni che negli ultimi anni sono nate e comunque sono state molto attive nella difesa dei diritti fondamentali dell'uomo. E non ti nego che ci aspettavamo comunque un'adesione massiccia. Pochi veramente sono state le associazioni che si sono unite a noi. Abbiamo ricevuto tanto sostegno dai cittadini cioè che ci hanno praticamente inneggiato ad andare avanti, che hanno sposato e soprattutto che hanno elogiato questa nostra iniziativa. La Festa della Repubblica, noi lo sappiamo molto bene, è istituita pochi anni fa, ma è la solita parata di armi, quindi il mostrare un po' i muscoli, no? Perché le vediamo molto bene che la parata sono tutti corpi civili e militari, ma che fanno anche bella mostra, insomma, mettono in bella mostra gli equipaggiamenti di cui sono in possesso. E noi riteniamo che bisogna dare una svolta a questo paese, non si pensa e ci concentra più sugli aspetti un po' le problematiche estere, dimenticando comunque le problematiche che abbiamo comunque nel nostro paese. Quanto riguarda la nostra categoria, abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, abbiamo contratti scaduti, firmati a qualche giorno prima della scadenza e con arretrati che non arrivano, stipendi non adeguati a costo della vita, quindi si sa che comunque un dipendente pubblico è un po' il motore dell'economia di un paese. Se si è ben pagati per quello che si merita, automaticamente si spende, quindi automaticamente l'economia del nostro paese sale. Invece vediamo una concentrazione più su altri aspetti e soprattutto dopo questo invito al riarmo che è avvenuto dalla Commissione europea, noi siamo assolutamente contrari. Riteniamo che siano soltanto danni per le tasche dei nostri cittadini. Sì, anche perché secondo me questa esibizione di militarismo in una società che, come dici tu, i cittadini cercano sempre di più, no? la convivenza pacifica con altri popoli, noi lo stiamo vedendo anche sul discorso di Gaza, ma anche dell'Ucraina, dei bambini di Gaza e dell'Ucraina, cioè è importante perché secondo me si vede che la popolazione sta andando verso una evoluzione degli spiriti, un'evoluzione delle coscienze in questo senso. Quindi io credo che voi abbiate fatto una cosa, io aderirò personalmente a questa cosa, non parteciperò a nessuna manifestazione di piazza, perché secondo me è veramente una cosa ipocrita e vergognosa questo fatto che si continuino a comprare armi, poi magari si riducono i posti letto o, come nel vostro caso, non si diano soldi arretrati con stipendi da fame, insomma, perché veramente qui ormai il popolo italiano è a stipendi da fame. Noi abbiamo un sindacato che si concentra sugli stranieri, mentre il popolo italiano è ridotto proprio ormai al lastrico, insomma. Quindi d'altra parte questi sindacati perdono migliaia di tessere ogni giorno.
Sì, diciamo che guarda, noi abbiamo riportato nel comunicato volutamente una frase di Aldo Moro, no? Questo paese non si salverà se non nascerà un nuovo senso del dovere. Io nei miei interventi spesso faccio riferimento a un discorso che fece Sergio Marchionne proprio sui diritti, e lui praticamente striglia un po' i cittadini, il popolo a rendersi conto che non abbiamo solo dei diritti, abbiamo comunque un dovere. Quindi noi anche con questo comunicato intendiamo un po' risvegliare le coscienze, cioè far capire ai cittadini che noi non possiamo sempre delegare agli altri la difesa sì dei propri diritti, ma dobbiamo ricordarci che tutti quanti noi abbiamo un dovere. Noi in Italia, oltre alla problematica che tu hai citato poco fa, che è quella dei posti letto, quindi della sanità, e in Italia io lo chiamo la problematica delle 3S, che sarebbe sicurezza, scuola e sanità, e sono i comparti dove sistematicamente a ogni legge di bilancio arrivano delle sforbiciate incredibili. Noi abbiamo la problematica molto seria sul territorio che è la sicurezza. La sicurezza bisogna investire, bisogna far sì che i poliziotti, i carabinieri siano presenti in strada. Abbiamo visto nel periodo pandemico un sistema, si sono portati attività create, insomma un sistema di controllo talmente possente che sembrava che non c'era più quel problema degli organici della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia. Ma poi all'improvviso si è di nuovo, sono tutti spariti, e oggi se un cittadino ha la necessità di avere l'intervento di una pattuglia, l'intervento non lo ha perché sono troppo poche le pattuglie sul territorio, e tra l'altro abbiamo tanti ragazzi inesperti. Noi denunciamo spesso questa problematica all'interno delle forze dell'ordine, della mancanza di personale con una determinata esperienza sulle volanti, che possa poi tramandare agli altri, i giovani, insomma, la giusta esperienza. Allora, più che investire nell'acquisto di armi, perché se siamo un paese che ripudia la guerra e dovremmo comunque impegnarci per la pace, queste armi a che cosa ci serviranno? Non ci serviranno a nulla. Allora il nostro, diciamo che, come puoi vedere, è un comunicato che noi abbiamo fatto, non è un'azione di manifestazione di piazza, non serve andare in piazza per far capire a chi è deputato alla gestione, perché diciamo che i politici dovrebbero rendersi conto che loro sono delegati dal cittadino, non è che sono, a me non è mai piaciuta la parola governare, ed è questo che il cittadino deve cominciare a rendersi conto. Noi non siamo animali che dobbiamo essere governati, il cittadino delega altri cittadini ad entrare nel Parlamento e a generare beni e servizi per il popolo italiano. Nel momento in cui il nostro Paese ha tutti i beni e i servizi messi a disposizione dei propri cittadini, allora potremmo anche concentrarci alle problematiche estere. Certo, credo che le tue parole siano sacrosante, cioè noi deleghiamo, ma dobbiamo anche partecipare attivamente alla vita pubblica, alla vita. Io so che tu sei ce lo impone la Costituzione, ce lo impone la nostra Costituzione, lo dice che il cittadino italiano deve partecipare alle politiche, insomma, a tutto del nostro Paese. Io so che tu sei impegnato anche con noi sul discorso della legge Lorenzin, il vostro sindacato si è schierato, credo che sia anche questa un'azione importante vista la quantità, ormai il numero sempre consistente di bambini autistici, sembra che siamo a uno ogni 67 bambini vaccinati ormai in Italia,
il che è veramente pazzesco, no? Ecco, quindi noi dobbiamo agire per metterci in linea con gli altri almeno ventina di paesi europei che non hanno obblighi vaccinali e in questi anni non hanno avuto queste stragi, no, di cui parlava la Lorenzin, per cui secondo me dovrebbe essere stata denunciata per procurato allarme, visto che poi è stata smentita dal ministro della sanità inglese, o mi sbaglio? Sì, lo fai molto bene. Io ho subito sposato questo progetto e sono in prima linea proprio perché la libertà di scelta in un paese democratico, ognuno deve poter scegliere, soprattutto quando parliamo di minori, il genitore ha la responsabilità di tutto quando parliamo di minori, quindi soprattutto della salute. Io proprio questa mattina sono stato a casa di una signora che è una bambina 3 giorni dopo la propria figlia piccolina di pochi mesi, di 11 mesi mi sembra, aveva già subito l'inoculazione di una ventina di dosi di vaccino e dopo la terza dose, richiamo 3 giorni dopo, ha trovato la bambina morta nel letto. E non riesce a far chiarezza, insomma, perché ho letto comunque l'autopsia e ci sono un sacco di punti interrogativi, un sacco di buchi che gli stessi medici legali non riescono a dare delle risposte. Allora io credo che nel momento in cui un paese decide di imporre l'obbligo della somministrazione di un farmaco, allo stesso tempo si deve assumere le responsabilità, o quantomeno, se non vuole assumersi le responsabilità, lasciare la libera scelta a un genitore, anche perché io credo che se un bambino è vaccinato, quindi con tutta la profilassi del caso, non corre rischi se ha contatti con un altro bambino non vaccinato. Lo stiamo vedendo anche con l'attività in America che il senatore Kennedy sta portando avanti e che ultimamente insomma ha fatto emergere il fatto che questi farmaci non c'è stato il gruppo di controllo, quindi non è stato utilizzato il gruppo di placebo e quindi non si sa se effettivamente questi farmaci siano sicuri o meno. Allora a questo punto, nel momento in cui tu mi metti un obbligo, ti devi assumere le responsabilità e non da ministro della salute imporre un obbligo ma poi i tuoi figli li fai vivere all'estero dove quegli obblighi che tu hai imposto ad altri bambini loro non li subiscono. Già questo dovrebbe far porre tantissime domande ai nostri concittadini. Io credo che noi dovremmo continuare, Antonio, su questa battaglia, perché la legge Lorenzin va riformata sicuramente e noi ci dovremmo allineare, essendo un paese europeo, agli altri, alla maggioranza dei paesi europei che non hanno questi obblighi e, come ti ripeto, in questi anni non abbiamo visto nessuna strage di morti, eccetera. Ma Moreno, io credo che visto che ci impongono di stare in Europa, no? Quante volte viene detto ce lo dice l'Europa? Ecco, quindi se questa Europa è necessaria, allora dobbiamo essere come tutti quanti gli altri paesi, esatto. Perché se no allora è un eufemismo questa loro Europa, vogliono... se ogni Stato poi agisce per proprio conto. Esatto, noi dobbiamo, cioè quello che succede negli altri paesi deve avvenire anche in questo paese, noi dobbiamo essere come gli altri paesi. Se in Germania c'è l'obbligo solo di un vaccino, perché in Italia devono essercene 10? Oppure se in altri paesi non ci sono l'obbligo vaccinale, perché noi non possiamo essere come loro? Cosa c'è di diverso qua da noi? Ecco, e anche sul discorso degli stipendi, io non capisco, io ho avuto mia nipote che lavorava in Germania e faceva la cuoca in Germania e mi ha detto: zio, nei supermercati la roba costa meno che qua da noi, Cioè, ci rendiamo conto, ma stiamo parlando di roba a parità di marca, non roba da discount, eccetera. Quindi voglio dire, noi... Il fatto che qui molti non si rendono conto, io lo noto perché anche se sono uomo spesso con la mia compagna andiamo a fare la spesa, aumentano i prezzi ma contemporaneamente diminuisce la quantità all'interno del flacone, quindi delle confezioni, automaticamente certo. Sì. Quindi questo
come ho detto prima, se vogliamo un'Europa unita, allora abbiamo imposto un'unica moneta, quindi non vedo perché ci debbano essere delle differenze del costo della vita o delle differenze di stipendi, Certo. ma lo abbiamo visto comunque, Ma diciamo che il periodo pandemico ci ha restituito forse tante verità, perché come dire, un virus che doveva essere uguale per tutto il mondo, ma solo in Italia abbiamo avuto determinati obblighi, determinate imposizioni, mentre negli altri paesi europei questi obblighi non li abbiamo vissuti, ma nonostante tutto siamo il paese con il più alto tasso di mortalità. Allora è chiaro che credo che, ed anche da questo viene la nostra posizione sulla testa della Repubblica Italiana, abbiamo una classe politica in questo momento che possiamo chiaramente dire che è inadeguata. Non faccio riferimento all'attuale esecutivo di governo, ma facciamo riferimento a tutta la classe politica e anche quelli che sono stati al governo negli anni scorsi. È chiaro che abbiamo delle persone che non fanno gli interessi del popolo italiano, anche perché loro hanno dei privilegi e quindi non subiscono quello che subisce il popolo, e a mio avviso sono inadeguate. ascoltami Antonio, ti faccio un'ultima domanda perché poi ti lascio che avrai da fare anche tu. Allora, ci sono i dati Istat che sono, non si capisce mai bene sti dati che arrivano, allora dicono che, per dirti, non stanno morendo ragazzi, poi leggiamo sui giornali è morto un ragazzetto di morte improvvisa, è morto un giovane di morte improvvisa, quello è svenuto, è caduto, è morto, eccetera. Cosa sta succedendo a questo riguardo dopo la vaccinazione Covid nelle forze dell'ordine? Beh, nelle forze dell'ordine abbiamo comunque un altissimo tasso di mortalità. Ti posso dire che solo nel mese di maggio, a meno di quelli che noi siamo venuti a conoscenza, abbiamo avuto, tra malori improvvisi e malattie oncologiche velocissime nel giro di pochissimi mesi, abbiamo avuto almeno 7-8 decessi, però poi ci siamo resi conto che magari vai per caso in un cimitero e ti vedi lì la foto di un collega di cui non avevi avuto notizia, quindi i dati e noi ne abbiamo come OSA, siamo in possesso delle schede Istat di cui durante il periodo pandemico sono stati estrapolati quei dati, e noi vi possiamo garantire che è stata certificata come con diagnosi di morte polmonite da SARS-CoV-2 soggetti a cui il tampone ha restituito esito negativo. Quindi questi dati lasciano un po' il tempo che trovano, perché sono comunque manipolati da esseri umani. I malori improvvisi, per esempio, vengono catalogati come morte naturale, no? Ed è impossibile fare una statistica dei malori, perché non esiste una diagnosi morte per malore improvviso. Quando capitano queste cose vengono comunque catalogati come morte naturale, quindi un giovane di 19 anni che ha un malore improvviso è allo stesso livello di un signore anziano di 89 anni che ha terminato il suo normale percorso di vita, e quindi morte naturale. E anche qui ci sarebbe tanto da dire, insomma, ma i dati sono stati utilizzati soltanto per mettere paura nella nostra popolazione, che poi è corsa proprio ad inocularsi un farmaco di cui non si sapeva nulla e di cui noi Moreno, ne approfitto della tua gentilezza per dire che questa sera proprio ci sarà una notizia della nostra denuncia che abbiamo depositato circa un mese fa in una procura italiana contro la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, contro altri membri della Commissione Europea di allora, la Pfizer, l'EMA e la BioNTech, proprio perché siamo riusciti a dimostrare con documenti alla mano, con i loro stessi documenti, quindi non documenti
presi così a casaccio, ma documenti depositati dalla Pfizer nell'FDA americana, e siamo riusciti a dimostrare che loro sapevano tutto, sia sulla pericolosità di quel farmaco, ma soprattutto sull'inefficienza. Quindi io invito chi ci sta ascoltando in questo momento questa sera a seguire la trasmissione Fuori dal Coro, perché ci sarà una notizia bomba. Va bene Antonio, noi sicuramente, io sono il primo a seguirla, ti ringrazio per questa tua disponibilità che hai dato oggi, siamo con voi perché una polizia Grazie. come quella di cui tu parli è una polizia vicino ai cittadini, è una polizia che merita il rispetto dei cittadini, questo credo sia fondamentale. E la vostra Moreno, azione... guarda, chiudo dicendo noi, almeno noi di OSA, riteniamo che il nostro vero datore di lavoro sia il cittadino. Noi siamo l'unica categoria in Italia ad essere comandati da chi non ci paga e pagati da chi non ci comanda. Noi ci rivediamo come vero datore di lavoro il cittadino, quindi noi è a loro che dobbiamo dare conto, ed è qui che noi, ecco perché abbiamo chiesto e chiediamo e chiederemo la vicinanza soprattutto in questo periodo per le azioni che abbiamo fatto dei cittadini italiani, perché noi abbiamo bisogno di loro, siamo pronti a metterci in testa a qualsiasi azione, naturalmente non violenta e non eversiva, e siamo pronti a proteggere il nostro popolo, perché noi siamo servitori del popolo, ma non servi di uno Stato in cui il popolo non è sovrano. Certo. Ringraziamo dai microfoni di Radio Gamma 5 Antonio Porto, segretario nazionale del sindacato di polizia OSA, e vi ringraziamo per questa azione che portate avanti, che portate avanti anche a favore dei bambini. Buona serata Antonio, grazie. Buona serata a tutti. Grazie a te.